Oggi affrontiamo la questione del collegato alla legge di stabilità, che è lo strumento attraverso il quale si possono introdurre delle modifiche o di integrazione a disposizioni legislative regionali che si riflettono, quindi che hanno un'incidenza diretta sulle poste del bilancio regionale. Da questo punto di vista, e a maggior ragione in una fase così incerta come quella attuale, in cui ancora non sappiamo quali strascichi e quali conseguenze avranno la pandemia, con la necessità di recuperare e riprendere la campagna vaccinale, e neppure quali conseguenze si produrranno a seguito della recessione economica, è evidente quanto la programmazione contenuta nel collegato non possa essere ricondotta a una mera attività di impiego di risorse o di organizzazione delle entrate, ma dovrebbe invece ricomprendere anche azioni concrete che progettino politiche pubbliche resilienti, capaci di offrire appunto risposte concrete ai cittadini e alle imprese del Veneto. In realtà, al netto di ciò che pensiamo emergerà dall'analisi della fase e nella fase emendativa, al momento i contenuti proposti in questo collegato in partenza sono decisamente limitati sia dal punto di vista della quantità e della qualità. Su questo punto consentitemi di fare una considerazione che poi riprenderemo quando affronteremo i singoli emendamenti. Trovo davvero curioso che si arrivi in aula con un testo limitatissimo di pochi articoli e su pochi argomenti e che poi ci venga presentata una corposa manovra emendativa della Giunta in sede di discussione d'Aula. Lo dico perché è un metodo che a me non convince, che non consente ai consiglieri di esercitare pienamente la loro funzione e che io penso sia anche al limite dell'interpretazione regolamentare. Sapete benissimo infatti che in linea teorica la Giunta può presentare sì emendamenti in ogni momento, ma la prassi e anche la correttezza dei comportamenti imporrebbe che la Giunta gli emendamenti li presentasse o in commissione, consentendo così ai consiglieri la discussione approfondita sui temi nell'organo a questo preposto, oppure che li presentasse direttamente in aula in modo da consentire ai consiglieri la possibilità di subemendare. Ricorrendo invece la Giunta al punto emendamenti, diciamo così, che tradizionalmente è la facoltà concessa ai consiglieri, a me pare che siamo di fronte ad un impianto che non rispetti pienamente le prerogative dei consiglieri. E, peraltro gli emendamenti presentati dalla Giunta appunto con questa metodologia non sono emendamenti marginali, sono emendamenti sostanziali sia per quantità che per qualità, e questo aumenta, diciamo, la gravità del comportamento. Ma di questi emendamenti ne discuteremo nel corso della seduta. Ora proviamo a restare sui temi e sui contenuti che abbiamo potuto vedere nella proposta di legge collegata alla stabilità presentata alla prima commissione, dalla prima commissione qua portata. In primo luogo, il primo articolo si riferisce ad un intervento che la Regione prova a mettere in campo per supportare, attraverso nello specifico la predisposizione di strumenti web e di piattaforme digitali, la zona logistica semplificata a Porto di Venezia e Rodigino, e per questo c'è la previsione di spesa di 140.000 euro, di cui 20.000 in conto capitale. Si tratta di un progetto che nasce da lontano, con la legge di bilancio del 2020 dello Stato, con la quale si è istituita per la prima volta la ZLS, la zona logistica rafforzata, che recuperando l'idea delle ZES utilizzate per alcune aree del Mezzogiorno, potesse essere applicata anche a territori del Nord per attivare importanti misure di sostegno a favore appunto di alcune porzioni di territorio considerate bisognose di queste agevolazioni. In particolare per le aree ZLS e dunque per quanto riguarda il Veneto, Venezia e Polesine, si prevede la possibilità di applicare un credito d'imposta per gli investimenti e verranno previste delle agevolazioni e delle semplificazioni di natura amministrativa
proprio per accompagnare e incentivare quel processo di riqualificazione anche dal punto di vista imprenditoriale di aree strategiche importanti. Dal 2020 si è costituito il tavolo tecnico guidato dalla Regione, si è sottoscritto un protocollo d'intesa tra Regione e Camera di Commercio, si è approvato il piano di sviluppo strategico, il Governo ha approvato il piano di sviluppo strategico proposto dalla Regione, si è appunto stipulato un accordo tra la Regione del Veneto e il Ministro Provenzano per far partire questa ZLS. L'ultimo tassello, l'ultima tappa di questo percorso non semplice ma ambizioso lo ha messo il governo Draghi pochi giorni prima di essere sostituito con la firma da parte del ministro Carfagna del decreto che istituisce appunto la ZLS. Ora, con la previsione del collegato, la Regione, coerentemente con gli impegni che erano previsti appunto nel piano approvato dal Governo, mantiene di fatto gli impegni, e comincia il suo percorso. Diciamo tutto bene, se non fosse che per far partire questa possibilità manca ancora una cosa, e cioè mancano le risorse nazionali. Sappiamo perfettamente che tutto il percorso di cui abbiamo parlato può partire e si regge se tutti i soggetti fanno la loro parte, e tutti ci saremmo aspettati che nella prima manovra del governo Meloni ci fossero le risorse che erano state promesse per far partire la ZLS. Un progetto che ha visto l'impegno delle organizzazioni di categoria, della Camera di Commercio, della Regione del Veneto, e che oggi non può non registrare l'assenza del governo nazionale. Governo nazionale che fino a ieri, quando era di un altro colore, ha approvato i decreti, ha stanziato le risorse, ha contribuito alla costruzione del percorso, e che oggi invece di fatto non ci mette nelle condizioni di proseguire lungo questa strada. Ne approfitto dunque, visto che dovrebbe esserci una relazione abbastanza stretta tra la maggioranza di questo Consiglio regionale e la maggioranza che sostiene il governo Meloni, per, in sede di approvazione del bilancio, della legge di bilancio nazionale, per chiedere alla Regione del Veneto di insistere con le proprie referenti nel governo nazionale, perché senza quelle risorse ovviamente tutto ciò che noi possiamo fare qui sulla ZLS è destinato a fallire. Il secondo tema riguarda la possibilità, all'articolo 2, di stipulare convenzioni con i consorzi di bonifica per la predisposizione di progetti specifici, in riferimento ovviamente in particolare all'utilizzo e alla valorizzazione della risorsa idrica. Anche questo, per carità, è un intervento interessante, ma certamente non dirimente. E l'ultimo articolo è motivato dal recepimento avvenuto a livello nazionale di una direttiva europea per disciplinare le modalità contabili per la determinazione e il versamento delle tariffe per le ispezioni svolte da ARPAF in riferimento a determinate aziende. Fine. Cioè il collegato alla manovra di stabilità del 2023 della Regione del Veneto è composto da questi tre contenuti. La ZLS, che senza i soldi del governo non si può fare, un intervento anche utile per carità, ma di certo non di impatto così rilevante, per consentire ai consorzi di bonifica di fare studi e ricerche per la valorizzazione della risorsa idrica, e diciamo il recepimento di un dettaglio tecnico ordinamentale su alcuni pagamenti per ARPAF. Ora, io credo che noi ci saremmo aspettati di trovare dentro questo collegato qualcosa di più e qualcosa di diverso, e farò soltanto alcuni esempi per capire cosa avremmo dovuto trovare o voluto trovare in questo collegato. Il tema principale, quello di cui abbiamo parlato diverse volte in queste giornate lunghe, ma ne abbiamo parlato a livello un po' teorico. Adesso proviamo a capire come tutte le cose che abbiamo detto e che abbiamo anche in parte condiviso nella discussione avrebbero dovuto e potuto trovare qui una risposta. Mi riferisco al tema dei costi energetici. Il Veneto è l'unica regione in Italia che non ha stanziato risorse proprie o non ha emanato provvedimenti specifici per fronteggiare il caro bollette. L'unica regione in Italia. Tutte le altre regioni, attraverso manovre emendative o di variazione di bilancio già nel corso del 2023,
hanno, diciamo, affiancato ai provvedimenti nazionali, i famosi decreti aiuti, delle manovre specifiche regionali per il sostegno contro il caro bollette. In una prima fase, e in particolare quella fino alla fine del 2022, sappiamo che il governo è riuscito è intervenuto e ha tentato di calmierare, seppur solo in parte, l'aumento dei prezzi delle bollette. Sappiamo anche che la nuova legge di bilancio nazionale, la prima del governo Meloni, seguendo sostanzialmente il solco tracciato dal governo precedente, dal governo Draghi, ha di fatto costruito la legge di bilancio per il 2023 come una sorta di decreto aiuti quater, diciamo così, prevedendo e stanziando 21 miliardi per rifinanziare le misure che appunto erano già state previste nei decreti aiuti del governo precedente. Ma con questi 21 miliardi noi sappiamo che il governo sarà in grado di sostenere, calmierare i prezzi delle bollette soltanto per il primo trimestre del 2023, ed è evidente che questa misura, quella nazionale, non sarà sufficiente a mettere in sicurezza per un tempo lungo famiglie e imprese, e che questa incertezza si rovescerà, si ribalterà inevitabilmente sulle aspettative di famiglie e di imprese e dunque sulla determinazione di una condizione di mercato molto, molto incerta. Ora, io credo che calcolando, sempre volendo raccogliendo la sfida dell'autonomia e quindi della necessità di costruire politiche territoriali che tengano conto delle specificità della nostra regione rispetto ad altri contesti, e calcolando appunto il tessuto produttivo veneto molto diffuso, fatto di piccole imprese, io credo che sarebbe stato quantomeno opportuno, o forse necessario, prevedere interventi specifici per la nostra regione e per alcuni settori particolarmente esposti. Faccio un esempio molto semplice, perché è un comparto di cui abbiamo discusso anche non troppo tempo fa in questo Consiglio regionale. Le vetrerie di Murano sono delle imprese che sono definibili come fortemente energivore, sulle quali il costo delle bollette peserà più che su altri comparti. Il governo nazionale non ha pensato a loro. È una grande ricchezza del patrimonio non soltanto imprenditoriale ma anche culturale della nostra regione, ma nessuno ha pensato che forse per quelle aziende fosse necessario e sia necessario un intervento specifico territoriale. Faccio un altro esempio, visto che c'è l'assessore Caner. Ogni volta viviamo con una certa preoccupazione l'inizio della stagione turistica, perché dipende da tantissime variabili non controllabili che naturalmente non mettono né noi né gli operatori in sicurezza. Ora, alla vigilia di una stagione invernale che ci sembra, con tutti gli scongiuri del caso, ci sembra possa essere una stagione turistica invernale dove finalmente torniamo ad essere protagonisti, gli impianti di risalita e gli impianti a fune hanno un problemino con i costi energetici. Ci siamo posti il problema o i costi per l'innevamento. Ci siamo posti il problema di come gli operatori turistici della stagione invernale affronteranno o saranno nelle condizioni di affrontare l'aumento dei costi energetici per consentire ai nostri impianti di essere pronti per la stagione che abbiamo alle porte. Sono due esempi molto semplici per dire come ogni territorio ha delle esigenze particolari e per quanto il governo nazionale possa stanziare risorse, e ripeto, in questo caso il governo nazionale è costretto, perché non ne ha, a stanziare risorse limitate, poi ciascun territorio, conoscendo la propria realtà, dovrebbe essere capace, sia per lettura sia per risorse disponibili, di costruire, di tagliare degli interventi in linea con le necessità tipiche del proprio territorio. E io credo che le stesse valutazioni avremmo dovuto e potuto farle
ad esempio in riferimento alle strutture pubbliche che offrono servizi di residenzialità e semiresidenzialità per anziani e disabili. Anche qua sappiamo che il governo stanzia 50 milioni, speriamo che malgrado non si sia stato in grado negli ultimi decenni di fare la riforma delle IPAB in questa regione, ci sia un'estensione anche agli istituti veneti pubblici dei contributi previsti a livello nazionale, ma è chiaro che 50 milioni a livello nazionale per tutti gli istituti che offrono questo tipo di servizi per far fronte al costo, agli aumenti dei costi energetici non sarà sufficiente a contenere l'aumento delle rette di queste strutture. Allora, siccome ci siamo detti, ce lo siamo ripetuti anche ieri, che il sistema di welfare e di infrastruttura sociale di questa regione è tipico, è costruito attorno alla tradizione della nostra regione di offrire ai propri cittadini un sistema di servizi pubblico-privati che sono in grado di essere al di sopra della media nazionale, ma se poi noi nei momenti di difficoltà non siamo in grado di corrispondere alle necessità di questa struttura, di questo sistema sociale, rischia di diventare un problema. Ultima questione che riguarda sempre il caro bollette e che forse è un po' esclusa dal dibattito di quest'Aula delle volte. Assessore, le famiglie. Guardate che l'aumento esponenziale dei costi energetici anche per le utenze domestiche rischia di esporre le fasce di persone più a basso reddito alla concreta possibilità di non essere in grado di far fronte al pagamento delle bollette elettriche e della fornitura di gas. Ora, non stiamo parlando di possibilità, stiamo parlando di fatti con i quali dobbiamo fare i conti e facciamo i conti quotidianamente. Io credo che anche in questo caso sia grave e irresponsabile lasciare che il supporto a queste famiglie possa arrivare soltanto da stanziamenti nazionali oppure sia in capo soltanto agli enti locali. Ecco, ad esempio di tutto questo e quindi del sostegno e il contrasto all'aumento dei costi energetici per imprese e famiglie, la volontà della Regione del Veneto non c'è nessuno stanziamento specifico e se calcoliamo, peraltro, che di fatto praticamente tutte le altre regioni del nord stanno intervenendo in questo senso, credo si intuisca quanto sia grave questa mancanza. Altra questione, lo dico perché è ciò che sta accadendo dalle altre parti del nord Italia, il tema dell'assistenza sanitaria, Assessore Calzavara. Sui medici di medicina generale, ad esempio, abbiamo già detto molto. Presidente, scusi, mi piace farla anche per me stessa la correlazione, però sto svolgendo una funzione. No. Magari possiamo chiudere le porte già l'uno. Dicevo, l'assistenza sanitaria. Sui medici di medicina generale abbiamo detto molto in queste settimane e devo anche dire che le spiegazioni, le giustificazioni dell'assessore Lanzarin non ci hanno rassicurato. Abbiamo messo in evidenza le carenze e gli errori di una programmazione nella definizione delle borse di formazione, carenze che certamente sono da imputare a livello nazionale ma che dimostrano una corresponsabilità del territorio di non aver visto, di non aver anticipato alcune dinamiche che oggi stanno esplodendo. Sappiamo che grazie alle risorse del PNRR, perché la Regione non ci mette un euro in più neanche in questi anni dove la carenza dei medici di medicina generale è conclamata, la Regione stanzia sempre le solite risorse, cioè zero, perché o il Fondo Nazionale o il PNRR. Dicevo, sappiamo che grazie alle risorse del PNRR ci sarà nei prossimi anni un aumento delle borse di formazione. Sappiamo però anche che anche se i nuovi posti di borse messe a disposizione venissero tutti occupati, cosa che non è mai accaduta negli ultimi anni, e anche se
l'uscita dalla formazione avvenisse nei tempi previsti, sappiamo che, malgrado tutto questo, anche sulla base delle stime ottimistiche che fa l'assessore, quindi che ipotizzano che i medici di medicina generale, dall'alto della loro generosità, ritarderanno l'ingresso in quiescenza, sappiamo già che tutti i nuovi ingressi non saranno in grado mai di sopperire a tutte le uscite che ci saranno dal sistema, partendo già da una situazione che ci vede carenti in quasi 600 zone. Ora, è un tema, Assessore Calzavara, rispetto al quale noi possiamo anche dire che è colpa di Roma, e in parte è anche vero. Possiamo anche dire che ormai per recuperare ci vorrà del tempo, ed è anche vero. Possiamo dire che ci sono delle disfunzioni strutturali nel sistema sanitario pubblico rispetto a questa questione, ed è anche vero. Ma una volta che abbiamo fatto l'elenco delle colpe degli altri, una volta che non ci abbiamo messo un euro, una volta che abbiamo immaginato soltanto soluzioni che scaricano o sul medico di medicina generale o sul paziente queste disfunzioni, e mi riferisco al fatto che il medico deve arrivare addirittura ad avere 1800 assistiti o il cittadino deve fare 50 chilometri per poter avere una visita di assistenza primaria. Una volta che abbiamo fatto tutto questo, ma un'idea per dare una risposta concreta ai cittadini che sono senza medico di base, nel territorio che nella narrazione quotidiana, anche quella di ieri, è l'eccellenza della sanità, la vogliamo mettere in campo? Cioè possiamo accontentarci di dire sì, c'è un problema, ma non è colpa nostra, se andiamo avanti così tra 7-8 anni recuperiamo? In una fase in cui abbiamo capito e imparato quanto l'assistenza primaria sia fondamentale per garantire il diritto alla salute e alla prevenzione per i nostri cittadini? Un'idea ce l'abbiamo. Noi ne abbiamo proposta una, certo, adesso gliela proviamo a raccontare, che però richiede risorse. Ora, nelle settimane scorse abbiamo parlato della teoria, abbiamo cercato di spiegare perché secondo noi servivano politiche pubbliche diverse di recupero di risorse. Oggi proviamo a iniziare ad andare a vedere nello specifico le cose che non potremo fare perché non abbiamo risorse. Allora, ad esempio, noi abbiamo proposto, ringrazio anche la vicepresidente Bigon per il lavoro fatto su questa proposta, noi abbiamo detto non ci sono abbastanza medici di base, ci sono troppe zone carenti, le borse di formazione sono mal programmate e ora che ci daranno nuovi medici sarà tardi. Ci sono tantissimi assistiti per medico di base perché siamo arrivati addirittura a metterne 1.800, ma sappiamo benissimo che alcuni medici di famiglia arrivano anche a 2.000 pazienti. In attesa che il Messia, Roma, l'Europa ci risolva il problema, domani mattina noi cosa rispondiamo alle persone che hanno bisogno di un colloquio, di una visita col medico di famiglia? Noi proponiamo, ad esempio, Assessore, di dotare alcuni studi, possibilmente quelli dei gruppi integrati di medicina generale, di un supporto amministrativo. Siccome una parte rilevante del tempo che i medici di medicina generale impiegano negli ambulatori è riservato alle... quanto? L'80%, non lo so, però è riservato a rispondere al telefono, a prendere gli appuntamenti, a compilare le carte burocratiche, a mandare la richiesta per le dosi del vaccino antinfluenzale. Se noi, invece che impiegare quel tempo dei medici per fare questo, gli lasciamo fare il loro mestiere, e per farlo dobbiamo mettere delle risorse che consentano loro di poter avere un supporto anche di ufficio di segreteria e amministrativo, forse contribuiamo a risolvere il problema. Facciamo fare ai medici di medicina generale più ore di ambulatorio, li sgraviamo da quel compito e proviamo a dare un servizio migliore ai cittadini. È un esempio, ovviamente. Sappiamo che le bacchette magiche non esistono per risolvere questo e altri problemi. Noi le abbiamo proposto un'idea, una modalità. Ora,
Un'altra questione su cui abbiamo chiesto alla Regione di intervenire in questi giorni e che poi abbiamo provato a declinare con delle proposte emendative molto concrete che vedremo più avanti. Il tema delle famiglie, Assessore Calzavara, anche su questo, guardate, possiamo fare tutti i convegni che vogliamo in cui spieghiamo che la curva demografica è irreversibile e in parte è anche vero. È certamente un tema nazionale e sono sicuramente le politiche generali quelle che possono incidere significativamente su un cambio, anzi non credo in un cambio che ormai appunto mi sembra impossibile, realizzabile, ma almeno in un rallentamento del calo demografico. Del resto l'approvazione del Family Act voluta dal PD nel governo precedente andava esattamente in questa direzione, una politica nazionale finalizzata al sostegno alle famiglie. Ma allo stesso tempo è dimostrato da ormai diversi studi quanto le politiche territoriali a favore della famiglia siano particolarmente efficaci, in particolar modo quelle che sono destinate ad impattare sulle condizioni di vita delle famiglie e sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle donne. Il Trentino Alto Adige, quindi diversamente dal resto del Paese, da un po' di anni mette in atto questo tipo di politiche e la curva demografica di quel territorio è leggermente migliore di quella del resto d'Italia. E allora perché, Assessore, non pensare che anche il Veneto possa e debba giocare la propria parte sulla sfida della curva demografica, calcolando che il Veneto è la regione in cui la proporzione tra il numero di anziani e il numero di residenti è tra le peggiori in Italia e la peggiore del nord Italia. Calcolando che sappiamo esattamente quanto la cosiddetta piramide demografica inciderà sulle necessità di politiche pubbliche nei prossimi anni, io mi rendo conto che le politiche contro la denatalità non sono politiche che coincidono con la ricerca del consenso, perché hanno effetti molto lunghi nel tempo e siccome siamo tutti impegnati nel consenso veloce, non ci conviene investire là. Però guardate che rischia di essere una questione che davvero ci piomberà addosso tra qualche anno. E se non vogliamo fare come i medici di base, cioè che quando iniziamo a parlarne è già troppo tardi, finisce male. Allora, quando noi abbiamo e proponiamo alcuni emendamenti specifici sulla questione del sostegno alle famiglie, non lo facciamo perché siamo quelli di sinistra e delle sfortune, ma perché siamo convinti che siano politiche che possono incidere su uno sviluppo e su una coesione sociale che è utile a questa regione. Allora, il tema degli asili nido e delle rette degli asili nido è un tema cruciale, Assessore. Non può costare 600 euro al mese mandare il proprio figlio all'asilo nido in questa regione. Non può, perché una famiglia con reddito medio, si parlava giustamente ieri di cos'è oggi e dov'è oggi la classe media, una famiglia con reddito medio non può permettersi di spendere 7.000 euro l'anno per l'asilo nido pubblico del proprio comune o della propria regione. Un altro esempio, io rimango ogni estate sconcertata da quanto le famiglie devono spendere per mandare i loro figli ai centri estivi. Non so se qua ci siano consiglieri o consigliere che hanno questo obbligo. Non esiste alcun tipo di agevolazione economica per le famiglie che devono necessariamente mandare per 11 settimane i loro figli ai centri estivi. Si parla di migliaia di euro per una famiglia, perché nelle 11 settimane di chiusura della scuola non abbiamo tante alternative. Ora non sto dicendo che la scuola è un parcheggio, però o i genitori lavorano o altrimenti i bambini con chi stanno. Allora noi abbiamo presentato un emendamento in cui chiediamo alla Regione di dare un contributo, sempre ovviamente
tutti i contributi che noi chiediamo sulla base della situazione reddituale della famiglia, di aiutare quelle famiglie che in quelle 11 settimane devono mandare uno, o perché poi il tema della denatalità è collegato anche al numero di figli per famiglia. Quindi quando parlo dei costi dei centri estivi, più hai figli, più li devi moltiplicare. Allora, con un intervento potremmo consentire alle famiglie che per 11 settimane all'anno sono obbligati a rivolgersi alle offerte di centri estivi per la gestione della famiglia, un piccolo contributo, anche se volete simbolico, ma per non far sentire sole queste famiglie e per non far loro vivere la genitorialità come un peso economico, E poi, e vado a chiudere, ma sono solo degli esempi in sede poi di discussione degli emendamenti, spero si possa insieme valutare l'importanza di anche altre proposte che abbiamo avanzato e che altri hanno avanzato. E poi c'è il grande tema dell'istruzione, anche qua. Guardate, quando noi facciamo la battaglia sulle borse di studio non è una battaglia di principio, è una questione molto concreta, Assessore Calzavara. Io ritengo sia seriamente un problema democratico il fatto che nella nostra regione chi non se lo può permettere rischi di non poter frequentare l'università. È un argomento da anni 60, da anni 50, dove solo i figli dei dottori potevano fare i dottori. Ora, non può essere un tema che liquidiamo come non ci sono soldi, pazienza. Lo dico perché siamo anche una delle regioni, forse la regione, che presenta le università più prestigiose e più importanti a livello nazionale. Ora, non possiamo disperdere questo patrimonio o fare delle scelte che facciano sì che questo patrimonio è solo di alcuni. Le discriminazioni sulla base del censo per l'accesso all'istruzione seriamente non si vedevano da tanto tempo e io credo non debbano continuare a non vedersi. Anche in questo caso. Guardate, vi faccio un esempio concreto di una cosa su cui avevo provato a fare un ragionamento ieri. Giustamente l'assessore Donazzan, l'assessore Calzavara ci dicono ma il problema delle borse di studio, che non c'è solo per il 23, c'era anche negli anni precedenti, ma nel 23 esplode, perché col PNRR hanno cambiato per decreto l'importo delle borse di studio e la soglia ISEE che può far accedere a questo sussidio e dunque dall'oggi al domani ci siamo trovati con una necessità finanziaria molto espansa, una richiesta di risorse molto espansa, da 7 milioni a 20. E io mi rendo conto che questo è un problema, Assessore. Chiaro, se noi avessimo programmato nel tempo un aumento progressivo delle risorse da destinare a quella missione, forse la distanza, la forbice non sarebbe così elevata. Però questo è. Allora l'assessore Donazzan dice: sapete come lo risolviamo il problema? Io vado a Roma e dico che siccome non dipende solo da noi questa carenza di risorse, ma dipende dal fatto che Roma attraverso il PNRR ha cambiato le regole, adesso Roma mi deve dare i soldi. Ed è anche giusto se ci pensate, nel senso, è chiaro che se da un anno all'altro cambi in maniera così rilevante le necessità, dovete darmi una mano. Premesso che Roma una mano l'ha già data, perché oltre ai 17 milioni che ogni anno arrivano con il FIS, quindi con il Fondo Nazionale, ne arrivano altri 13, proprio per sopperire a questo incremento. Quindi non è che ci dicono pagate di più e basta. Ma noi gli diciamo non ci basta, ce ne servono di più. E allora a Roma il Ministero dell'Istruzione ci dice: bene, Regione del Veneto, io te ne do di più, ma tu la tua parte la fai. Perché la Regione del Veneto è l'unica regione in Italia che per le borse di studio non stanzia €1 in più del minimo indispensabile. Noi siamo obbligati a mettere almeno il 40% del contributo nazionale, come minimo, se no non ci arriva neanche il contributo nazionale. Quanto mette la Regione del Veneto per le borse di studio? Il 40%. Ma dico no il 41%, no il 45%, il 40%. Anzi, e arriviamo al 40%,
grazie alla variazione di bilancio, perché per come ce l'avevate presentato all'inizio del bilancio di previsione non arrivavamo manco al 40. Ecco perché ieri dicevo, quando si va, mi scusi l'espressione volgare, a batter cassa a Roma in Europa, bisogna anche dimostrare di aver fatto la propria parte, di avercela messa tutta per risolvere il problema. Altrimenti, giustamente, si fanno altre scelte e si premiano i territori che invece uno sforzo in quella direzione l'hanno fatta e hanno dimostrato di credere su quel tema. Chiudo con l'ultima questione perché mi sembra rilevante all'interno della nostra proposta emendativa. Io non lascio al consigliere Montanariello, che ne sa molto più di me, fare una discussione sullo stato di salute e della qualità del trasporto pubblico locale della Regione del Veneto. Ma è oggettivamente un problema il fatto che i costi che l'utente deve sostenere per utilizzare i mezzi pubblici in questa regione siano costi rilevanti. Allora, siccome delle volte in politica non serve essere particolarmente creativi per risolvere i problemi, delle volte basta anche copiare quelle che sono chiamate le buone pratiche, ci sono altre regioni che da un po' di anni hanno sperimentato la gratuità del trasporto pubblico locale per gli studenti. Può essere una modalità con cui noi andiamo incontro alle necessità delle famiglie, incentiviamo l'utilizzo dei mezzi pubblici e dunque facciamo anche una scelta intelligente dal punto di vista della sostenibilità, costruiamo anche le condizioni migliori per migliorare la qualità del servizio e del trasporto pubblico locale. Ora, questi sono semplici esempi di ciò che noi vorremmo mettere dentro questo collegato e di ciò, Assessore, che ci saremmo anche aspettati di trovare dentro questo collegato. Sappiamo benissimo quali sono i problemi che dobbiamo affrontare, so che li conosce bene anche lei. Essendo chiaro da ieri che la giustificazione del non ci sono soldi è archiviata, chiediamo alla Regione del Veneto di assumersi la responsabilità di affrontare alcune questioni. Noi abbiamo proposto delle soluzioni, se ne avete altre benissimo. Vorremmo però che fosse chiaro il principio che senza risposte non si può andare da nessuna parte. Grazie.